Il Partito Democratico arranca nelle paludi della crisi politica, braccato dai dubbi, minacciato dai tradimenti, ferito dalle polemiche. Il PD lotta per sopravvivere tra sabbie mobili e gorghi che ingoiano le certezze e all'orizzonte il baratro della scissione. Tutto nel bel mezzo di una guerra fratricida, in un clima torrido da tutti contro tutti. A gestire la partita del governo sarà un gruppo di reggenti che verranno scelti durante la direzione del partito. Il tempo stringe, bisogna capire che cosa non ha funzionato nel momento più delicato della storia della Repubblica Italiana, quando con un paese decapitato dai vertici istituzionali il PD si è frantumato sull'elezione del capo dello Stato. È una cosa vergognosa della quale, come esponente del Partito Democratico, chiedo scusa ai cittadini. Appena il tempo di chinare il capo e chiedere scusa ai cittadini, poi si scatena una reazione dura contro chi ha tradito. Wanted, vivi o morti. Nel partito ci sono 101 franchi tiratori ricercati. Qualcuno è anche qua nei dintorni. Comunque, magari lo sapessimo, cioè lo intuiamo, ma non hanno mai avuto il coraggio di dichiararsi. Un primo passo sarebbe quello di identificarli, no? Chi, e ce ne sono, dice le regole le rispetto solo se si fa quello che dico io, perché io so cosa vuole la gente, questi devono andare fuori. Se un autogol è frutto di un errore, passi. Se un autogol è scientifico perché ha venduto la partita a qualcun altro, è meglio che venga espulso. Sarà gergo calcistico, ma c'è puzza di espulsioni. Entro una decina di giorni è prevista l'Assemblea nazionale che stabilirà tempi e modi del congresso, che ormai è inevitabile. Il congresso era già previsto, sarebbe il suo tempo naturale sarebbe stato l'autunno. Mi pare evidente che abbiamo bisogno di anticiparlo, ma mi consenta, c'è una cosa prima da fare. Il Partito Democratico deve mettersi umilmente al servizio del Paese. Umilmente significa che non è nelle condizioni per pretendere alcunché. Adesso la prima partita resta quella del governo, un governo del presidente. Toccherà a Napolitano indicare i limiti e gli obiettivi di quello che sarà un governo di scopo. Eppure la fiducia all'esecutivo in queste condizioni non è per nulla scontata. Ci potrebbe essere un manipolo di parlamentari PD che vota contro e dopo lo strappo uscire dal partito. Sullo sfondo, insomma, c'è l'ombra inquietante della scissione, anche se c'è chi preferisce parlare di rinnovamento. Io credo ancora nell'idea originaria del partito, profondamente rinnovato, nelle sue persone, nelle sue idee potrà ripresentarsi di fronte all'Italia. Insomma, dopo il grande peccato, il Partito Democratico fa voto di umiltà, fa penitenza e si veste con un sacco. Consideratemi già vestita con il saio e con tutto ciò che comporta.